Benvenuti a questa nuova puntata dedicata allo speciale elezioni regionali 2025 in Veneto. Il focus sulla situazione oggi, andando appunto verso le elezioni del 23-24 novembre, con il consigliere regionale Thomas Piccinini. Benvenuto. Grazie dell'invito Alessandro, grazie a tutti. Una storia politica, la sua, che parte da Mozzecane, il suo paese di cui è stato anche sindaco. Ci racconti un po' come è andata appunto la sua storia politica di impegno dal punto di vista amministrativo? Un impegno amministrativo che parte dal lontano 1999, che mi ha visto il primo mandato da consigliere comunale di minoranza, che è stata la scuola più importante che ho potuto fare. E poi successivamente ero diventato nel mandato successivo assessore, per poi nel 2009 candidarmi a sindaco e fare per 10 anni il candidato sindaco del paese dove sono nato e cresciuto, e che ritengo sempre, dico sempre, il più bello, no? Nel senso che il proprio paese è anche cosa straordinaria, dico sempre, per chi è nato in quel paese, vissuto in quel paese, fare il sindaco del proprio paese non è da tutti, e per me è stato motivo di grande orgoglio e soddisfazione. E poi ha portato il suo impegno anche in regione. Come cambia questo tipo di impegno? Parti da un impegno amministrativo di tutti i giorni, delle difficoltà quotidiane tutti i giorni, a una difficoltà diversa, un potere legislativo, perciò formi quelle leggi anche che poi ricadono anche sui comuni e sulla cittadinanza, insomma, ecco. Però è un'esperienza che è stata straordinaria e va vissuta, e auspico a tutti di fare questo tipo di esperienza. Vediamo questo articolo dal sito dailyverona.it. C'è un taglio del nastro di qualche settimana fa della nuova scuola media di Mozzecane, tra l'altro intitolata a Emanuela Loi, membro della scorta del giudice Borsellino, che appunto morì nell'attentato. Una scuola, qua ovviamente parliamo di tutto il Veneto, questa è una scuola ai confini della regione Veneto, però è un po' un simbolo di ciò che significa fare amministrazione e portare a casa dei risultati, che non è facile. Assolutamente no. Questa in particolare chiude per noi, per la nostra comunità, un percorso che è durato dal 2009 al 2015 e 2025, che vede aver fatto 3 scuole, partendo dalla materna con un nido integrato, alle riqualificazioni delle medie, per poi arrivare all'ultima, che è quella che abbiamo inaugurato domenica 7. Un edificio che ha impegnato notevolmente, insomma, l'amministrazione, ma credo che sia concluso, e credo in 15 anni aver fatto questo, mettere in sicurezza l'ambito scolastico, dando degli spazi idonei, dando una scuola che, insomma, ha impegnato quasi 8 milioni di euro nella nostra comunità. Vuol dire l'opera più importante che la comunità di Mozzecane ha avuto nella sua storia, insomma, ecco. E questo è stato grazie, è possibile, l'impegno di tanti, che insomma di domenica 7 abbiamo voluto sia ringraziare ma anche condividere con tutta la nostra comunità, che è una comunità, insomma, che attendeva anche questa scuola, che era necessaria per i numeri che stiamo avendo oggi a Mozzecane, perché voglio ricordare che la nostra comunità rispecchia il comune nel Veneto più giovane, dai 0 ai 18, e questo abbiamo un aumento demografico ogni anno significativo, e perciò bisogna anche adeguare i servizi che noi abbiamo, in primis la scuola, che poi tutto il resto, che dagli sportivi ai ludici, insomma tutto quello che serve quando sei chiamato ad amministrare un comune, insomma, ecco. Devo dire, io ero presente, c'era veramente mezzo paese a questo importante momento. È un impegno, appunto, che dicevamo ha portato fino in regione, e ora è pronto per riprovarci. Ma come dico, io do la mia disponibilità, perché insomma credo che come quando fai il sindaco, no? Nel senso, il primo mandato studi, apprendi e poi cerchi di concretizzare nel secondo mandato. È chiaro che adesso intanto abbiamo avuto una data delle elezioni ufficiali, speriamo e credo che a breve ci sia anche il candidato, e poi tutte le dinamiche che si svilupperanno attorno, insomma, a una competizione regionale che è di ampio respiro, che vede il Veneto, dando sempre la disponibilità e mettendo al mio servizio per la comunità e di tutto il territorio, che ho il piacere, e dico sempre anche l'onore, di vivere in un territorio straordinario, perché oltre alla mia comunità vivo in un territorio dove ci sono delle straordinarie ricchezze, che dovremmo tutti essere orgogliosi, insomma, di abitare in quel territorio.
Fino ad oggi, appunto, anzi, oggi si chiude un'esperienza di 15 anni del presidente Zaia, qualcuno da questo studio l'ha definito anche un regno che si chiude, un giudizio su questa epoca che nel bene e nel male ha sicuramente segnato il Veneto. Come mi è già capitato di dire altre volte, sicuramente è stato un ciclo significativo, importante, insomma, ecco, per Zaia e per tutti quelli che hanno condiviso con lui, insomma, questi mandati. Portando, piaccia o non piaccia, un aspetto della sanità migliorabile da tutti i punti di vista, questo sicuramente, ma mantenendo comunque una delle sanità più eccellenti che ci sono in Veneto. Non nascondo che ci sono delle grosse difficoltà, ma questo dovuto anche da fattori non solo di scelte politiche, ma la mancanza di medici, degli infermieri, di OS, insomma la macchina la stanno mettendo in grossa difficoltà, insomma, ecco, perciò voglio dire, rimane la regione attualmente ancora come una delle regioni più trainanti in Italia, una regione formata da piccola e media industria e credo di artigianato, e credo che questa sia una peculiarità solo veneta, insomma, sul panorama generale, però ti mantiene ancora come regione trainante, la prima, la seconda e poi con l'Emilia Romagna ce la giochiamo sempre tra i primi posti, insomma, ecco, perciò questo deve essere un motivo, sempre dico, di orgoglio anche per tutti noi, insomma, ecco. Un tema molto caldo per il presidente Zaia, quello dell'autonomia. È un valore per il Veneto, anche se insomma sembra si sia un po' rallentato. Ma credo prima di tutto che sia sicuramente un valore, ma credo che sia anche un cambio culturale che ognuno di noi dovrebbe fare, no? Al di là di questa autonomia, quei modelli di autonomia che ognuno ha e che vorrebbe applicare. Credo che il principio cardine sia un principio di responsabilità, no? Cioè capire che se tu i soldi come vanno spesi nella tua regione e avere l'opportunità di gestirteli e di nominare chi oggi quei soldi te li deve far spendere direttamente, credo che questo è un cambio che non è da poco, nel senso pensare di dire ok, che non toglie nulla a nessuno l'autonomia, vero? Perché dobbiamo anche dire questo, non è che sottrae, se uno al Veneto viene dato l'autonomia, sottrae privilegi o a qualcuno, se vogliamo chiamarli privilegi, o risorse ad altre regioni. Si cerca solo di dire lasciateci i nostri soldi e cerchiamo di gestirli nel miglior modo possibile come Veneto e come amministrazione di chi oggi è chiamato a governare la regione, insomma, ecco. Vediamo questo articolo del 19 settembre. Il Consiglio Comunale di Verona, il giorno precedente, la sera precedente, ha espresso solidarietà a Francesca Albanese, la relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi. Il Comune di Verona chiaramente non può fare nulla per ciò che sta succedendo in Palestina, però è un segno di un'amministrazione locale. È giusto che anche le amministrazioni locali provino a dare dei segnali? Allora, è un tema su temi così spinosi e lontani da quello che è l'amministrazione. Lontani, difficili, ma credo che ognuno di noi, per i ruoli che ha amministrativi, io parto da un concetto sulla guerra che noi stiamo vedendo tra Israele e la Palestina, no? Nel senso che, voglio dire, partiamo da chi ha provocato questa situazione, ed è giusto che vada condannato quel gesto di massacro di 600 ragazzi che non stavano facendo nulla se non divertirsi, e questo dobbiamo dire che Hamas ha fatto questo atto vile di una strage che doveva essere evitata, ma è altrettanto vero che adesso non so se chiamarla guerra, perché voglio dire, in questi 2 anni stiamo provocando in quella situazione quasi 70.000 morti, dei quali 30.000 sono bambini. Allora dico che mi sembra oggi che si stia sproporzionata da quella situazione che si è creata a quella oggi che stiamo vivendo, perciò credo che l'attenzione su quello che stiamo facendo, credo che dobbiamo essere attenti un po' tutti, insomma, ecco, cercare il modo di finire quanto prima questa situazione, perché se la vogliamo cambiare guerra, io dico sempre, non so se la possiamo chiamare guerra, nel senso, dall'altra parte ci sono dei terroristi che è giusto che paghino per quello che hanno fatto, ma questo non vuol dire che dobbiamo
massacrare bambini che non c'entrano assolutamente nulla con questo conflitto, con questa guerra, e che stanno pagando loro il prezzo più caro. Ecco, allora, e ribadisco, partendo dal fatto che Hamas è quella che ha provocato questa situazione, insomma, ecco. Torniamo al nostro Veneto. Se venisse eletto per un altro mandato, quali sono i temi su cui si vorrebbe impegnare, su cui vuole puntare? Ma oddio, io ho la mia storia che ha sempre fatto, mi sono sempre occupato di sociale, di sport, sono i temi che io sento perché è stata la mia storia, e perciò sono nella commissione cultura e sport, sono nella commissione bilancio, però ecco, sono temi che insomma, mi piace sviluppare. Se ne ho altre opportunità di qualsiasi altro genere, sono pronto anche ad imparare e mettermi a disposizione per altre tematiche. Ripeto, le sento mie e mi piacerebbe continuare in alcuni aspetti su quello che sono i miei valori, la mia storia e per quello che in questi anni io mi sono battuto, insomma, ecco. Guardiamo un attimo in casa d'altri. Il centrosinistra ha presentato il candidato con largo anticipo rispetto al centrodestra. Questo Giovanni Manillo, che arriva da sindaco, con la storia da sindaco di Treviso. Secondo lei il centrosinistra può tornare a, diciamo, insomma, i risultati delle elezioni degli ultimi anni li abbiamo visti in Veneto. Centrosinistra con questa figura, con questo progetto, insomma, presentato in anticipo, può tornare a dare, tra virgolette, fastidio al centrodestra, insomma l'area in cui lei si riconosce? Per storia, Regione Veneto è una regione di centrodestra, questo lo dicono i numeri, lo dicono la storia, insomma, ecco, per carità, Manilo è un buon candidato, sta facendo il suo buon lavoro ed è giusto che lo faccia, insomma, ecco. Io dico non guardo mai gli altri, dico sempre di guardare in casa propria, no? Nel senso che noi abbiamo delle potenzialità, abbiamo più candidati che possono essere ottimi candidati come presidenti di regione, abbiamo ottimi amministratori e ottimi consiglieri, però i tempi della politica a volte non coincidono, no? Nel senso che a volte, come vediamo, adesso abbiamo avuto la data, auspichiamo che a breve o la settimana prossima sia la data anche quella del presidente, e poi si parta per questa competizione che porti, io credo, il risultato che è quello di rigovernare e di continuare a governare la regione, una delle regioni, ripeto, più importanti e più significative per il nostro paese. Ognuno deve fare il proprio, il centro-sinistra è stato più bravo da questo punto di vista, che ha definito prima il candidato e la squadra. Cercheremo di recuperare questo gap di tempo quanto prima, insomma, ecco. Chiudiamo con una battuta. Si dice che Verona e la sua provincia siano un po' lasciate nell'angolo in Veneto, dimenticate rispetto ad altre aree, magari quelle orientali. È vero o è un luogo comune? Lei che arriva dall'estremo ovest. Io sono nel confine con la Lombardia, ma è chiaro che, voglio dire, l'ho detto già l'altra volta, io non credo che sia stata abbandonata Verona, che si possa fare meglio senza dubbio, e che Verona abbia necessità della regione in maggior quota. Penso che la regione la città turistica più significativa, la zona del lago, la montagna, una città culturale, turistica, e credo che sotto il profilo strutturale abbia bisogno di servizi anche maggiori che Verona ha. Perciò se c'è il nostro maggiore impegno per i consiglieri, soprattutto di Verona, sarà quello di portare il peso Verona in maniera diversa all'interno della regione, fanno capire, non perché le altre non lo siano, ma che ha delle peculiarità, che ci vuole un'attenzione completamente diversa da quelle che magari non hanno tutte queste specificità e queste peculiarità, ecco. Però è innegabile che Verona gode, tra lago, montagna e città culturale e turistica, di infrastrutture, cioè il miglioramento di tutte quelle cose che servono per portare le persone a visitare tutte queste situazioni, insomma, ecco. Allora, grazie a Thomas Piccinini, consigliere regionale del Veneto uscente, poi vedremo, ci ritroviamo qua fra qualche settimana, esatto, per vedere se comincia anche un nuovo percorso. Allora, grazie per essere stato di nuovo. Grazie a voi dell'invito e una buona giornata a tutti. Grazie ancora, vi invito a continuare a seguirci sui nostri canali del gruppo Verona Network, su Radio Adige TV, e grazie ancora e buon proseguimento.